Oggi, oggi no, domani inizia in Israele la festa di Hanukkah. Non l'ho pronunciato giusto, Hanukkah. Comunque, che si chiama la festa delle luci. Ed è una delle feste che non sono scritte nella Bibbia. Insieme alla festa di Purim, la festa di Purim c'è nella Bibbia, ma non è una festa comandata da Dio. Hanukkah non c'è nella Bibbia, la storia di Hanukkah la leggiamo nei libri di Maccabei, però il miracolo che è successo ad Hanukkah non c'è neanche nei libri dei Maccabei, ma si trova nel Talmud. Il Talmud, per quanti non lo sapessero, è un altro libro sacro degli ebrei preso molto in considerazione, perché è una specie di spiegazione alla Torah. Che è successo in questo giorno di Hanukkah? In pratica è storia. Più o meno 200 anni prima di Cristo in Israele governavano gli Elleni e in particolare c'era Antioco Epifane, che era un bel pezzo di pane, avremmo detto noi, un bel specchio, ecco, che aveva sconsacrato il Tempio, addirittura aveva reso il Tempio un posto di idoli dove venivano sacrificati anche animali, e nello specifico lui, per fare uno sfregio agli ebrei, per distoglierli dalla loro religione, addirittura là dentro sacrificarono un maiale, che era la cosa più immonda che esiste per gli ebrei. Più immonda del maiale non c'è niente. Eppure questo tizio ha sconsacrato il Tempio facendo questo sacrificio animale orribile. Che è successo? Che i Maccabei, in particolare Giuda Maccabeo, si è ribellato alla situazione e ha fatto guerra agli Elleni e li ha vinti. Il giorno in cui hanno riconsacrato il Tempio mancava l'olio, perché c'era solo un olio particolare per accendere la menorah, e quel giorno mancava l'olio, non ci fu olio, anzi ne trovarono una boccetta messa da parte, segreta, da un sacerdote, e con questo olio potevano accendere le lampade per un solo giorno. Miracolosamente invece questo olio durò per 8 giorni. Capita giusto in coincidenza del Natale, infatti in Israele si festeggia il Natale e Hanukkah insieme, perché Hanukkah dura 8 giorni, perché questo olio è durato miracolosamente nella lampada per 8 giorni. Se voi magari vi capita navigando su internet, troverete quelle menorah che non hanno 7 braccia, ma ne hanno 8 oppure 9. È più facile 9, perché? Mi pare che una volta ve l'ho detto, quando c'è una festa solenne in Israele non si accendono fuochi, è vietato accendere fuochi, eppure è vietato pigiare il bottone dell'ascensore. Ok? E infatti loro, per esempio sabato è un giorno di festa, loro hanno l'ascensore del sabato. Salgono là e l'ascensore si ferma ad ogni piano, nessuno tocca niente, nessuno accende niente, è tutto automatico. Addirittura la sera prima di andare a letto non spengono loro le luci, c'è tutto un sistema automatizzato, per chi se lo può permettere, che si spengono tutte le luci. Dice, come fanno? Durante gli 8 giorni, siccome è vietato accendere fuochi, accendono la prima candela, una candela la tengono accesa, poi da quella fiamma possono accendere tutte le altre. Va bene? Non accendono fuochi, accendono le candele, hanno trovato questo escamotaggio, sono certo quisquiglie da ebrei, però fanno così loro. Quindi da domani sera, e poi finirà il 24, voi sapete che il giorno per loro è alla sera, al tramontare del sole, inizia per loro il nuovo giorno. Quindi per loro domenica sera, per noi è domenica sera, ma per loro in realtà è lunedì mattina, è già lunedì. Quindi da lunedì a lunedì sera finisce, perché poi inizia il martedì, 8 giorni. E coincide con il Natale. Perché vi ho parlato delle luci? Perché oggi vi voglio parlare anche di come noi siamo luce nel mondo e di come noi dovremmo imitare Gesù in questa luminosità. Però sono parole che già vi ho letto tante volte, ma le voglio riprendere non per farci su una predica, ma come prefazione alla predica. Tutto questo era una prefazione.
E quindi Giovanni 8,12 dice, e Gesù di nuovo parla loro dicendo, io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Quindi, ho detto che non vi devo fare una predica su queste cose, però è giusto ricordarci che Gesù è la luce. Diciamo così che Gesù è la centrale elettrica, è colui che ci dà quell'energia necessaria per illuminarci. Cristo è il sole che carica le batterie attraverso i pannelli solari e la distribuisce poi a noi tutti che siamo figli suoi. Quindi, come distribuisce questa luce? Lui come illuminava le persone? Non era come Mosè, che Mosè aveva il velo perché irradiava luce. Cioè, Mosè nella faccia faceva così, luce, 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 luce. Gesù no. Gesù non aveva questa luce, se non quando è salito sul monte con i 3 apostoli, ma l'hanno visto solo loro 3 questa luce, questo splendore. Tutti gli altri come vedevano la luce di Gesù? Nel modo in cui viveva, nel modo in cui camminava, come parlava, come agiva, quello che faceva. Tutti erano nemici di Gesù, ma tutti lo ammiravano perché Gesù faceva cose che erano luce. No? Anche che gli andavano contro, ma andavano contro a un bel niente, perché poi alla fine lui dimostrava veramente con i fatti che era luce, ma non soltanto attraverso i miracoli, attraverso le sue parole, attraverso il suo modo di fare, come mangiava, come beveva, come stava con le donne, come stava con gli amici. Lui si presentava luce, però questa luce ovvio non si vedeva, non è che irradiava luce, ma con il suo modo di fare lui viveva in luce e di luce. Quindi Matteo 5,14 ci dice, voi siete la luce del mondo. Non dice voi siete quelli che prendono la luce da Gesù e la trasmettono agli altri. No, in quanto figli di Dio noi siamo diventati luce del mondo. È complicato, lo so che le cose semplici a me non mi piacciono, io vi devo trasmettere cose complicate e le dovete capire. E ora poi ve lo spiego perché. Il cervello si deve allenare, ma non solo. Non solo. Se fosse per allenare il cervello, andreste alla scuola serale a studiare qualcosa. Quindi voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta, similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedendo le vostre buone opere glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Quindi Gesù che cosa faceva? Le buone opere e con quello emanava luce. Noi che cosa dobbiamo fare? Buone opere per emanare luce. Dì alla persona accanto a te, emana luce. Devi emanare luce come? Come? Ti metti 4 lampadine che siamo nella festa delle luci a Natale, ti accendi ed emani luce. No! Con le tue opere. Quindi, perché? Però qual è la differenza tra Gesù e noi? È vero che qua ci dice che noi siamo diventati luce del mondo. È ovvio che Gesù è venuto sulla terra, ha illuminato il mondo e l'ha illuminato per intero. Ma noi abbiamo il nostro piccolo mondo da illuminare. Abbiamo questa responsabilità. Gesù è stato responsabilmente consapevole che doveva portare la luce nel mondo e l'ha portata. Noi dobbiamo essere consapevoli che nel nostro piccolo mondo dobbiamo portare la luce necessaria. Questa è la differenza. Io non posso portare luce in tutto il mondo, ma la posso portare nel mondo che mi compete. Tu devi portare la luce nel mondo che il Signore ti ha affidato. Amen. Quindi le nostre azioni sono quelle che parlano di noi e illuminano. Lorenzo, dì alla persona dietro di te, illuminati. Anzi, alzati e dillo a tutti. Illuminatevi. No, non sei convinto più? Non a me, a loro. Ok. Amen. Filippesi 3,17. Siate miei imitatori, fratelli, e considerate coloro che camminano così, secondo l'esempio che avete in noi. Poiché molti dei quali vi ho
spesso volte parlate e anche al presente, ve lo dico piangendo, camminano da nemici della croce, il cui fine è la perdizione, il cui Dio è il ventre e la cui gloria è la vergogna. Essi hanno la mente rivolta alle cose della terra. Ora da qui inizia il discorso dell'imitazione. In quanto luce noi dobbiamo imitare Cristo. La luce che imita le tenebre? Sì o no? No! La luce non imita le tenebre, la luce imita la luce. Quindi Paolo sta dicendo ai Filippesi, tu chi stai imitando? E Paolo dice una cosa, dice imitate me, non dice imitate Gesù. Però Paolo poi dice imitate Gesù, lo dice pure, E questa è la premessa per l'altra parola. Paolo non è arrogante da dire imitate me. Io vi posso dire imitate me, ve lo posso dire. Ognuno di noi dovrebbe dire imitami, perché io imito Gesù. Noi dobbiamo imitare Cristo. Non dobbiamo fare come certuni che invece imitano le tenebre. Sono parvenza di luce, ma imitano le tenebre. Non è rivolto a nessuno in particolare. Il problema è che, il punto oggi è che noi dovremmo essere quelli che imitano Cristo, noi dovremmo essere quelli che imitano Paolo. Capito? E neanche dovremmo essere... Questo è l'unico caso nella Bibbia nel cui non bisogna essere originali. Nel senso che io non devo essere me stesso, io devo essere Cristo. Poi Cristo si serve di me in maniera originale. Amen. Ma questo è l'unico caso dove noi abbiamo il dovere di imitare, di non essere noi stessi, ma essere qualcun altro, cioè Cristo. Amen. Dì alla persona accanto a te, imita Gesù. Amen. Da un'altra parte, ai Tessalonicesi, Paolo dice, prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 6, e voi siete divenuti i nostri imitatori e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a tanta afflizione con la gioia dello Spirito Santo. Quindi Paolo, non c'è dubbio, imita Gesù, e quando Paolo ci dice imitate me, sta dicendo imitate Gesù. Quindi Paolo non è che si è preso di orgoglio. Paolo spiega poi che loro imitano Gesù. Noi dobbiamo imitare Gesù. Questa era tutta la premessa. Ora inizia la predica. Sorridete un pochino. Ma dico, fino a qua ci siamo. Questa era semplice. Ora arriva quella complicata. Marco, capitolo 4, versetto 35. Or, in quello stesso giorno, fattosi sera, disse loro, passiamo all'altra riva. E i discepoli, licenziata la folla, lo presero con loro, così come egli era nella barca. Con lui c'erano altre barche. Dillo alla persona accanto a te, c'erano altre barche. Si scatenò una gran bufera di vento e le onde si abbatterono sulla barca, tanto che questa si riempiva. Egli intanto stava dormendo a poppa su un guanciale. Essi lo destarono e gli dissero, Maestro, non ti importa che noi periamo? Ed egli, destatosi, sgridò il vento e disse al mare, taci e calmati. E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Poi disse loro, perché siete così paurosi? Come mai non avete fede? Ed essi furono presi da gran timore e dicevano fra loro, chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare ubbidiscono? Amen. Ora, ci sono dei punti che li voglio leggere perché se no mi sfugge il discorso. La barca riguarda la vita del credente. Dillo alla persona accanto a te, tu sei quella barca. Ma c'erano barche che rappresentano sempre la vita delle persone, ma non c'era Gesù. Ricordatevi questa cosa perché è importante. Tu sei quella barca dove c'è Gesù. Ok? Vero, Gesù riposa, ma tu sei in un posto sicuro. Dice, ma c'è vento, c'è tempesta, perché si lamentavano.
Noi facciamo così, ci lamentiamo, ma ci scordiamo che siamo diventati figli di Dio. L'immagine di questa barca rappresenta la vita spirituale di ognuno di noi. C'è una forma di crescita, una forma di sviluppo spirituale. La tempesta nella nostra vita a volte è necessaria. Va bene? Perché prova la nostra fede. Gesù che cosa ha detto agli apostoli? Non avete fede? Dov'è la vostra fede? Ma la fede in che cosa? La tempesta, stavano prendendo acqua. Dico, umanamente parlando ci sta che uno è nel terrore, ma spiritualmente parlando non ci sta. Questa è una fase in cui gli apostoli dovevano capire che Gesù era lì. Dormiva? Va bene, ma la barca non affonda. C'è Gesù. Quindi nella tua vita c'è Gesù, la barca non affonda. La tua barca non può affondare, perché due sono le cose, o c'è Gesù o non c'è Gesù. Nelle altre barche non c'era Gesù, avevano ragione di essere terrorizzati. Avevano ragione di essere terrorizzati, ma in questa barca c'era Gesù, non ne avevano ragione di essere terrorizzati. Vero, e noi dobbiamo disturbare il Signore Gesù e dire: Signore, calma la tempesta. Va bene. Ma l'atteggiamento migliore sarebbe: oh, lui dorme, ma riposo pure io. Ma Gesù non era terrorizzato. Dice: Gesù era Gesù, ma la sapere che Gesù era Gesù. Ma in ogni caso non cambia il concetto che là sopra c'era Gesù. Era impossibile che quella barca affondava. È impossibile, il diavolo non poteva toccare quella barca. Tutto quello che c'è e il diavolo non può toccare te. Tutto quello che succede intorno a te è il diavolo che vuole fare tremare la tua fiducia in Gesù, ma Gesù è lì, la barca non può affondare. Cerca di convincerti di questo. Tu sei in una botte di ferro o in una barca tranquilla. Barca di ferro no, appunto, in quel caso. Ok, tu sei in una botte di ferro, Gesù è con te. Smettila di agitarti per ogni venticello che passa. Ma questa è una maturità che dobbiamo prendere, perché non è semplice, lo so, ma dobbiamo crescere in questo. Amen? Dì alla persona accanto a te: cresci. Cresci. Amen. Quindi non importa se Gesù dorme o è sveglio, la sua sola presenza in quella barca, la sua sola presenza nella tua vita è garanzia. Punto. Sei garantito. Hai il marchio di qualità. Amen. Quindi non ti agitare, Gesù ha il potere sulla tempesta. Ora Lorenzo si alza di nuovo e dice: Gesù ha il potere sulla tempesta. Amen. Amen. Quindi abbiamo detto che noi dobbiamo andare in alto, dobbiamo volare. Ma ora vi voglio dire una cosa, e questo è un atteggiamento spirituale che noi dovremmo avere, cioè prendere il volo e andare verso le cose celesti. Gesù però non ha mai volato. Mai ha volato. Se voi ci fate caso, mai ha volato. Però ha fatto una cosa che mai nessun altro ha fatto. Ha camminato sulle acque. Non equivale a volare, ma forse è di più, perché ha stravolto le leggi della natura. Perché oggi noi riusciamo a volare, basta che andiamo su un aereo, ma camminare sulle acque molti sono annegati. Non sapevano nuotare. Sì, ma non sapevano nuotare, annegare pure. Scusa, almeno sappi nuotare. Matteo 14:22. Subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo all'altra riva, mentre egli licenziava le folle. Dopo averle concedate, salì sul monte in disparte a pregare, e fattosi sera, era là tutto solo. La barca intanto si trovava al largo, in mezzo al mare, ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. I discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma, e si misero a gridare dalla paura. Ma Gesù
parlò loro e disse: rassicuratevi, sono io, non temere, non temete. E Pietro rispondendogli gli disse: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Ed egli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, e camminò sulle acque per venire da Gesù. Ma vedendo il vento forte ebbe paura e cominciò ad affondare. Gridò dicendo: Signore, salvami. E subito Gesù stesa la mano, lo prese e gli disse: O uomo di poca fede, perché hai dubitato? Poi, quando salirono in barca, il vento si acquetò. Sono due parabole diverse, ok? Qua sono due racconti diversi, due avvenimenti diversi. Allora, intanto, magari sia la poca fede che aveva Pietro, perché se voi ci fate caso, la sua poca fede, poca per quant'era, è riuscita a fare qualche passo sulle acque. Va bene? È stato l'unico essere umano, a parte Gesù, che è riuscito a fare qualche passo. Probabilmente non sapeva nuotare perché gli è venuto il panico, come diceva il pastore Vendinetta, sarebbe anche morto se Gesù non avesse posto, non gli avesse dato la mano. Quindi, se il primo brano riguardava la vita del credente, questo brano riguarda invece la vita del non credente. Perché? Perché sulla barca non c'è Gesù, è una di quelle barche dove non c'era Gesù. Va bene? È un'immagine figurativa che vi voglio mandare. Che succede? Che in questo caso avevano ragione di avere paura. Avevano ragione, perché Gesù non era con loro. La barca veramente poteva affondare. Però anche qua diciamo che Dio ha sempre tutto sotto controllo. Arriva in tempo prima prima che la barca affonda, prima cioè che la nostra vita possa affondare. Viene in tempo, però non è il tuo caso. Il tuo caso è Gesù sulla barca. Ricordatelo. Dov'è Gesù? Sulla barca. Nella tua vita, nella tua barca. Amen. Tu non sei questo caso. Dici, ma perché ce lo stai leggendo? Perché ora ve lo dico perché ve lo sto leggendo. Perché qual era la premessa all'inizio? Che noi dobbiamo imitare? Anche Pietro dobbiamo. Paolo, Pietro, noi dobbiamo essere coloro che imitano. Quindi noi siamo tra quelli che Gesù è sulla barca. Amen? Quindi, qual era la differenza? Che cosa ha cambiato la situazione in questa vicenda? Che arriva Gesù. Va bene, poi Gesù sale sulla barca e quella tempesta, manco la sgrida, figurate, si calma. Quando io vi ho letto all'inizio che Gesù ha detto che noi siamo la luce del mondo, ok? Lui sta dicendo che siamo come Lui. Lui è la luce del mondo, noi siamo la luce del mondo, in una maniera ovvio, diversa, va bene, ma in quanto figli di Dio abbiamo acquisito questo potere e abbiamo la capacità di camminare sulle acque. Tu non ci camminare sulle acque nel senso a livello spirituale, che significa che la tua fede dovrebbe essere così alta che sei tu che puoi andare verso le persone che non hanno Gesù. Le persone, la vita delle persone è senza Gesù, e noi lo vediamo nel mondo che è quella barca che è nella tempesta più piena e che non ha come salvarsi. Ma Gesù ha mandato noi verso le persone, quindi questo vuol dire che tu devi camminare sulle acque e andare verso le persone e mostrare Gesù. Questo significa, spiritualmente, questo vuol dire che tu devi osare, abbiamo detto anche l'altra volta, che devi osare camminare sulle acque, cioè significa che tu devi andare contro la logica di questo mondo, andare contro la forza di gravità di questo mondo. Se la forza di gravità ti dice no, devi scendere in basso, tu devi dire no, io devo fare questo per Gesù. Tu sei quel Gesù che in quel momento ha incontrato Pietro.
Tu sei quel Gesù che è mandato dallo Spirito Santo per parlare alle persone. Noi abbiamo questa potenza. Dilla alla persona accanto a te, tu sei potente. Dominare le potenze demoniache. Significa che anche se le persone non ti riconoscono subito, perché neanche gli apostoli ne hanno riconosciuto subito Gesù. Anzi, lo pigliarono pure per fantasma, l'hanno preso per uno spirito. Perché in mezzo alla tempesta che cosa ci può essere? Luce. Ci può essere uno spirito che provoca la tempesta. L'hanno scambiato per qualcosa che non era divino, ma era diabolico. Quindi non avere paura se gli altri ti giudicano e ti dicono tu non vieni da Dio o inventano storie, fantasie. Vai avanti. Quella persona ha bisogno comunque di te. Sei tu che trasmetti la fede a quella persona, sei tu che fai accomodare Gesù in quella barca, sei tu che porti pace in quella vita. Tu sei mandato dallo Spirito Santo. I tempi e i luoghi li decidiamo noi insieme allo Spirito Santo. L'importante è che tu hai una vita di preghiera. Gesù infatti che cosa ci ha mostrato? Che prima di andare ha pregato. Ok, ci vuole una vita di preghiera, è vero, ma se tu hai quella vita di preghiera, spacciati. Fatti la faccia di bronzo come ha fatto Gesù e è andato. Non ha avuto paura di essere additato come uno spirito. Lui non era uno spirito. Lui era convinto di quello che era. Perché tu non sei convinto di quello che il Signore ha fatto in te? Perché tu non sei convinto di quello che il Signore vuole fare con te? Tu puoi cambiare la situazione nelle persone perché hai il mandato da parte di Dio. L'abbiamo detto tante volte che noi siamo diventati ambasciatori del regno, che noi siamo figli di Dio, che noi abbiamo la corona celeste da parte del Signore, siamo tanti re e regine, certo il re dei re è il Signore, Gesù, ma noi siamo il re che il re dei re siamo noi, gli altri re siamo noi abbiamo il potere. A noi Dio ha dato l'autorità sulle potenze del male, sul mare e sulla tempesta. Muoviti, perché le persone hanno bisogno di te. Hanno bisogno di Gesù. Certo che hanno bisogno di Gesù, ma tu glielo porti. Se non c'è nessuno che annuncia, gli altri non possono ascoltare, non possono conoscere. Se non c'è qualcuno che parla di Gesù, nessuno può arrivare a Gesù. Paolo perché dice imitatemi? Perché era lui che portava il Vangelo della salvezza alle persone. Non era lui la salvezza, ma portava la salvezza. Non sei tu la salvezza, ma tu sei portatore di quella salvezza che viene dal cielo. Amen. Oh, non molliamo tutta la responsabilità sullo Spirito Santo che non fa niente, che non agisce. Ah, ma se il Signore volesse... Sì, ma il Signore vuole, ma si vuole servire di te. Il Signore vuole parlare alle persone, ma si vuole servire di te. Non vivere nella tua comodità. Fatti strumento dello Spirito Santo. Amen. Vediamo cos'altro ho scritto per... Quindi, si tratta qui di un credente comunque che è maturo, che non si lamenta solo della tempesta, ma che va incontro alla tempesta. Vedete qual è la differenza? Ora noi chi vogliamo imitare? Vogliamo imitare Cristo, cioè colui che va contro la tempesta, che va contro e incontro alla tempesta. Ci siete? Gesù è andato contro la tempesta, ma incontro alla tempesta. Non è che mentre passava lui dietro le spalle si illuminava e c'era la luce, a stile si aprono le acque e il popolo di Dio attraversa. No. È andato incontro alla tempesta, ha attraversato la tempesta ed è arrivato dove doveva arrivare. Quando lui è arrivato la tempesta si è calmata. Quindi quando il Signore ti vuole portare in un punto, quel punto sarà il momento giusto perché venga fuori il sole e venga fuori la salvezza. La tua fede
le aquile vanno sopra la tempesta, le guardano le tempeste. Però sì, però oggi secondo me il Signore ci vuole dire una cosa, che quando noi vogliamo essere come le aquile, siamo come quelli che sono sulla barca con Gesù, ma nella pace. Questo significa sopra la tempesta, al di sopra la tempesta, che c'è la tempesta, nella nostra vita ci sarà la tempesta, c'è sempre la tempesta. Ci sarà il sole, ci sarà la tempesta. Sapete, il mar di Galilea è un lago piuttosto grande ed è messo in una posizione, è sotto il livello del mare. Mi pare che è a circa 230-250 metri al di sotto del mare. Io ho sperimentato che quando siamo andati, ad esempio, al Mar Morto, che è ancora più basso, 400 metri sotto il livello del mare, la temperatura è altissima, c'è un caldo che si muore. Se voi andate a dicembre sul Mar Morto, ci troverete 30-35 gradi, perché così è una depressione, è chiuso, è sotto il livello del mare e il caldo si muore. Il mar di Galilea più o meno è un pochino più sopra, quindi la temperatura è sempre molto più alta. E che succede però? Siccome non è chiuso come il Mar Morto, c'è qualche spiraglio, arriva anche aria fredda e lì può capitare all'improvviso che scoppia una tempesta, all'improvviso, senza nessun avviso, a chi c'è il sole, a chi c'è la tempesta. Noi viviamo noi viviamo figurativamente questa situazione. Oggi c'è il sole, ma domani ci può essere la tempesta improvvisa, senza neanche calcolarcela. Può capitare. Ma noi siamo su una barca dove c'è Gesù. Noi dobbiamo riposare. Questo significa essere nella tempesta tranquilli e sereni, che non affondiamo, perché Gesù è con noi. Amen. Se non ci fosse Gesù, fosse tinta la cosa. La tua fede dovrebbe andare contro la forza di gravità, cioè contro ogni logica umana, ma non soltanto contro ogni logica umana fisica. Io non vi sto dicendo di ora togliervi le scarpe e andare a camminare ad Agrigento sul mare. No, io vi sto dicendo che dovete camminare contro ogni logica delle persone, perché non solo sono nella tempesta, ma scambiano Cristo per uno spirito. Ci siete? Contro ogni logica umana distorta. Noi non ci dovremmo, cioè, mi immagino io, no? Che la mia fede non è così, è così. Arrivo come Gesù perché voglio salvare quelli che sono sulla barca, appena dicono c'è uno spirito, io mi fermo e dico no, allora aspetta, mi fermo, prego qua, vediamo il Signore, ti prego, convincili che non è uno spirito, è Carmelo che sta andando verso di loro. Questo è il modo sbagliato, perché io mi sono fatto prendere dalle loro parole e mi sono fermato. Io devo andare contro le loro parole sbagliate, no? Contro di loro. Ok? Non distorcete le mie parole. Io non devo andare contro le persone, perché le persone sono nel bisogno, sono nella tempesta. Va bene? Ma io devo andare contro la loro logica, dove scambiano le cose sante con le cose profane. Amen. Giusto? Amen. Non importa se gli altri ti vedono come un fantasma, cioè in maniera negativa, ci devi andare. Soprattutto se lo Spirito Santo ti ispira a farlo. Io ieri ho fatto una cosa che, umanamente parlando, non era cosa. Ma no, non era cosa. Come ve lo posso dire? Non era importante, non era così fondamentale. Però lo Spirito Santo, quando parla da Cudrica, dice devi fare questa cosa, devi fare questa cosa, devi fare questa cosa, devi fare questa cosa, ti rompe tanto il cervello che dici Signore, va bene, lo voglio fare però con tutto il cuore. E se non ti preoccupare, lo farai con tutto il cuore. E l'ho fatto con tutto il cuore. Voglio dirvi che le persone non dobbiamo pensare sempre al negativo. Dobbiamo iniziare a pensare in maniera diversa, dobbiamo pensare che le persone hanno bisogno di Gesù veramente e che molte volte siamo noi
che ci confondiamo. Siamo noi che pensiamo, ma sapete che può pensare, ma sapete che può dire, ma sapete che ci può passare per la testa. Il problema siamo noi che sulle acque non ci vogliamo camminare, perché abbiamo paura forse più di loro di annegare. Quindi non giudicare, e non giudicare mai la poca fede degli altri, perché gli altri possono avere poca fede, perché su quella barca non c'era Gesù. Non guardare gli altri come persone che dovrebbero credere, dovrebbero cercare, dovrebbero fare per il Signore, ma magari Gesù vivo nella loro vita non c'è solo un Gesù intellettuale, studiato, religioso, ma non c'è veramente Gesù. Non giudicare, vai incontro a loro e alla loro poca fede, come Gesù è andato incontro alla fede di Pietro, che era pure poca ma era buona. Poi sei tu che porti pace alle persone. Quando Gesù ha messo piede su quella barca, tutto si è tranquillizzato. La tua sola presenza può portare pace. E ci devi credere, la tua sola presenza può portare pace. La tua sola testimonianza può portare pace. Gesù neanche ha sgridato la tempesta, significa che la sua presenza già era sufficiente, neanche ha dovuto parlare. Tu puoi trasmettere Gesù senza neanche parlare certe volte. Amen. Ci vogliamo alzare, vogliamo pregare? Vieni Spirito Santo, nel nome di Gesù. Vieni Spirito Santo, nel nome potente di Gesù. Convincici che siamo diventate luce di questo mondo. Convincici, Signore, che per mezzo di Gesù noi siamo diventati luce che risplende nel mondo. E vogliamo cambiare il nostro piccolo mondo, Signore. Vogliamo cambiare quel mondo dove noi viviamo, quel posto dove Tu ci hai messo, la strada dove abitiamo, il lavoro dove lavoriamo, Signore. Gli amici, Signore, che frequentiamo in piazza, nel nome di Gesù vogliamo risplendere, Signore. Vogliamo brillare, vogliamo imitare Te, vogliamo somigliare a Te, vogliamo, Signore, la Tua luce dentro di noi, perché vogliamo brillare, Signore, in un mondo di tenebre. Vogliamo imitare Te, Signore, che cammini sulle acque, perché ci sono barche dove Tu non sei presente, dove non ci sei, Signore, e forse neanche Ti vogliono, ma hanno paura e tremano, Signore, di fronte alla tempesta, di fronte all'acqua che entra sulle barche. Vogliamo imitare Te, Signore, camminare sulle acque e andare verso quelle imbarcazioni. Vogliamo andare verso quelle vite, Signore. Vogliamo imitare Te, Padre, nel nome di Gesù. Vogliamo ascoltare la Tua voce, Padre del cielo. Come ha fatto Gesù, anche noi vogliamo una vita di preghiera, una vita dedicata alla preghiera, Signore. Una vita che guarda all'intimità, allo stare con Te. Vogliamo imitare Te, Signore, camminare sulle acque e andare verso coloro che hanno necessità della Tua presenza. Nel nome di Gesù, nel nome potente di Gesù, in questo giorno, Signore, apri i nostri cuori, apri i nostri occhi, rivelaci la potenza che hai messo in noi, la potenza del nome di Gesù messa in noi, la potenza della luce di Cristo messa in noi, la potenza del camminare sulle acque messa in noi, di camminare in mezzo alla tempesta, andare verso quelli che hanno bisogno. Padre, nel nome di Gesù Cristo, facci come Gesù, facci somigliare a Gesù in ogni cosa, facci imitare i Suoi passi, non soltanto i passi sulla terra, ma i passi sul mare, nel nome di Gesù. Vogliamo imitare, Signore, il Suo cammino sulla terra e il Suo cammino sul mare. Vieni Spirito Santo, metti in noi quella maturità spirituale, quella fede necessaria per andare contro le logiche delle persone, le logiche distorte delle persone, quelle logiche che non vengono dallo Spirito Santo, ma che vengono dallo spirito religioso, dallo spirito di questo mondo. Vogliamo andare contro la cultura dell'ignoranza, perché vogliamo presentare Te, Signore. Vogliamo andare contro la cultura del prego Tizio e Caio affinché la tempesta si calmino.
mentre non guardano a te, il vero Signore, il vero Dio. Vogliamo parlare alle persone di Gesù, vogliamo parlare alle persone di te, Signore, l'unico capace di placare la tempesta, di metterla a tacere. Vieni Spirito Santo, nel nome di Gesù. Spirito Santo, vieni. Nel nome di Gesù, metti la tua immagine in noi, Signore, perché la gloria deve essere tua, Signore. La gloria deve essere tua e noi vogliamo diventare la gloria tua, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Grazie, Signore. Tu sei degno di lode e di gloria e di onore, sempre in eterno. Benedetto